Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Purda, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Gentili telespettatori, cordiale buongiorno. Dunque, seconda edizione del nostro appuntamento informativo. Tra qualche istante ci collegheremo col nostro ospite Marco Orioles, che saluto e lo vedo già in bassa frequenza. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti e grazie di questo contatto. Beh, io intanto ringrazio te che hai accettato l'invito, perché anche tu, come noi da bravi giornalisti, abbiamo impegni 024, no? Perché abbiamo chiamato Marco Orioles? Semplicemente perché uno è un collega, è un apprezzato collega, seconda cosa è anche un sociologo che ci può spiegare esattamente cosa sta accadendo in questi giorni e non solo per quanto riguarda Udine e i suoi dintorni. Allora Marco, se vuoi, io direi di lanciare prima il video che hai realizzato tu ieri, proprio nel momento in cui è scattato il blitz in Borgo Stazione, poi torniamo in studio e commentiamo anche il comunicato stampa che ci è appena arrivato in congiunto da parte dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Se sei d'accordo io do il via al video. Perfetto. Ecco, quando si dice che le immagini parlano da sole in questo caso. Vedete le forze dell'ordine schierate. Siamo proprio nella zona tra Via Leopardi e Viale Europa Unita, e col drone della polizia locale che tra poco inizierà il suo lavoro dall'alto.
Bene Marco, allora queste erano le immagini, io ti ringrazio per avermi autorizzato poi a scaricarle e a ripubblicarle per quanto riguarda i nostri amici da casa. Senti, allora non è la prima volta che parliamo di Borgo Stazione, è già da tanti anni, insomma, di quando ci conosciamo io e te, che trattiamo l'argomento per quanto riguarda Borgo Stazione, immigrazione e via dicendo. Qualcuno chiaramente, come ha visto il video sui social, inizialmente ha subito detto: ah, ecco la solita retata. No, è un'operazione classica di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, come si dice in questi casi, messa in atto non oggi, ma programmata da tempo, fino a quando, come si dice, scatta il blitz e si parte, no? Sì, come abbiamo visto dai comunicati che sono stati emessi dalle forze dell'ordine, qui siamo di fronte a 2 operazioni, Magnolia 2018 e Afga 2019, 2019. quindi che stanno andando avanti da 3 anni a questa parte, non sono mai cessate. Di fatto l'attività investigativa non è mai cessata, l'osservazione e il monitoraggio di quel quartiere non è mai cessato. Noi ricordiamo l'operazione Magnolia del marzo 2019 che fu traumatica, vi ricordate? Ecco, giusto per approfondire proprio quello che stai dicendo, l'operazione Magnolia nel 2018, la squadra mobile della questura di Udine che aveva permesso nella prima fase, terminata come si ricorderà a marzo 2019, con l'arresto di 35 spacciatori operanti prevalentemente in Borgo Stazione, e poi chiaramente è scattata la seconda fase. Esatto, allora no, qui diciamo siamo di fronte a un problema che si ripete. Questo perché? Perché allora diciamo è un epifenomeno di un fenomeno positivo, ossia il fenomeno migratorio c'è da 30 anni a questa parte, è cominciato in sordina, non ce ne siamo accorti, è cresciuto davanti ai nostri occhi. Ora è ovvio che molti immigrati hanno scelto un quartiere che offriva opportunità abitative appetibili per il loro portafoglio, che non è certo robusto come quello di molti altri. E quindi si è creata una certa concentrazione residenziale e anche a un certo punto commerciale. Questo ha creato un quartiere che di fatto è una sorta di innesto nella Udine storica e che è un polo attrattivo nei confronti di altri stranieri che sono gli avventori. Quindi di fatto quello è un quartiere che ha cambiato vocazione, che ha cambiato natura, che ha cambiato identità, ed è di fatto scontato che si manifestino questi fenomeni deleteri, quali per esempio lo spaccio di sostanze stupefacenti, che ripeto non è mai cessato. C'è ovviamente l'operazione Magnolia interruppe per un lungo periodo di tempo le attività di questi. Il problema è che sono molti. Sappiamo che i richiedenti asilo e i rifugiati presenti in città sono centinaia, molti sono privi di un'occupazione, non sono neanche impegnati in attività formative anche a causa del Covid, quindi si ritrovano tentati dalla via breve del guadagno facile. E quindi il concentrato di questi ingredienti, ripeto, che partono da un fenomeno positivo, ossia la presenza di una comunità alacre che lavora. Andate a vedere i commercianti di via Roma e di viale Leopardi, quelli che lavorano onestamente, pagano le tasse. È gente che apre il negozio alle 7 del mattino e lo chiude alle 10 di sera. Questa è gente per bene. In mezzo a questa gente purtroppo si innestano flussi che non hanno nulla a che fare, ma che purtroppo fanno parte di questo nuovo sistema che si è radicato in quel quartiere, in quel luogo, per motivi che ho tentato di spiegare. Ora, perfetto, senti Marco, anche per fare un po' di cronostoria, ricordiamo che non è che tutto è nato negli ultimi anni, da quando, diciamo così, c'è stato un po' il passaggio di consegne. Già tu ricordi meglio, e ricordo bene anch'io,
già negli anni, fine anni 80, anni 90, da quelle parti, insomma, sappiamo, e non c'erano ancora gli stranieri, tanto per essere chiari, già c'era ricircolo, e non solo, di sostanze stupefacenti, addirittura eroina, tanto per essere chiari, c'erano gli spacciatori che giravano già qualche anno fa da quelle parti. Sappiamo bene che molti ragazzi che andavano a scuola, alle superiori e anche alle medie a Udine, veniva sempre richiesto da parte dei genitori massima attenzione, perché mi raccomando cerca di evitare di passare da quelle parti, perché magari qualcuno pensa di essere sbarcato dalla Luna o da Marte e dice sono arrivati gli extracomunitari, hanno infettato Udine. No, attenzione, c'è stato un periodo in cui c'era già l'autoctono che stava prodigandosi nella delinquenza, poi come hai detto tu giustamente c'è stato un momento di pausa, di riflessione, e poi si è ripresi perché probabilmente qualcuno ha demandato il lavoro ad altri, tanto per essere chiari. Certo. No, io ti vorrei riferire due diciamo aneddoti, no? Certo. Che fanno capire bene la situazione. La prima è la testimonianza di un cronista di lungo corso della nostra regione, Marco Di Blas, che ha alle spalle 50 anni di cronaca di Udine, e lui dice: io ricordo bene di aver scritto l'articolo del primo arresto per droga a Udine negli anni 70, dove è avvenuto in Borgo Stazione, ovviamente, che all'epoca era il quartiere delle Magnolie. Seconda cosa, quel che mi ha detto l'ex procuratore della Repubblica Antonio De Nicolo in una intervista che gli ho fatto proprio sul fenomeno dello spaccio di droga a Udine, e lui mi ha confermato quello che sappiamo tutti, ossia che c'è stata la cosiddetta sostituzione etnica dei terminali dello spaccio, ossia la filiera della droga è molto ampia, sappiamo che è globale, no? Poi arriva con i terminali fino nelle piccole città e nei paesi. Nel caso di Udine è successo che questa filiera, la parte finale della filiera, quella che fa lo spaccio al dettaglio, al minuto, quasi esclusivamente pakistani e afghani. Certo. Questo in quanto purtroppo, lo sappiamo benissimo, negli ultimi 8-9 anni lungo la rotta balcanica sappiamo quello che è successo, sappiamo i flussi che si sono attivati, e questa è la situazione di Udine, che ripeto ha i lati negativi, spiacevoli. Ripeto, mi medesimo in un residente che si ritrova il proprio quartiere militarizzato, si farà qualche domanda, però non dobbiamo mai dimenticare che stiamo parlando di una frazione infinitesimale di una comunità molto ampia, che è fatta di persone lavoratrici serie che non deviano dalla retta via, ecco. È chiaro, come hai detto tu, insomma, non dobbiamo fare di tutto un'erba un fascio, perché chiaramente c'è anche gente che paga l'affitto e contribuisce a mantenere il carrozzone Italia, perché comunque c'è gente che lavora onestamente. Io ho avuto l'occasione anche con te di fare delle interviste proprio in Borgo Stazione, tante volte ne abbiamo fatti proprio anche in luoghi, sia davanti a ristoranti cinesi, sia anche davanti a locali magari gestiti da bengalesi e via dicendo, dove abbiamo potuto anche constatare, no, dal vivo, come la reazione in un certo senso anche delle persone che ci guardavano un po' come una sorta di alieni, no? Per essere chiari, perché chi ti guardava chiaramente come alieno? Quello che magari aveva qualcosa da nascondere, giustamente, perché altri invece ci passavano davanti senza problemi, ma qualcuno insomma ci guardava con fare molto particolare. Senti, allora chiaramente l'hai accennato, l'hai ribadito più volte nel corso di questa diretta, no? in maniera chiara e trasparente, non dobbiamo meravigliarci di nulla in un certo senso, perché purtroppo cambiano i tempi, ma la sostanza rimane sempre quella, no? L'onorata società, permetti, l'onorata società ormai non si sporca più le mani e chiaramente delocalizza ad altri quello che faceva lei 30-40 anni fa, no? Hai colto perfettamente il punto. Ora, ripeto, la grande rete della criminalità organizzata è composta anche di figure minori, sacrificabili, lo spacciatore appena arrivato che non ha altro da fare, e così. E questi ci saranno sempre, perché il problema droga
non si risolve con un'operazione di polizia, con 2 operazioni di polizia, con 100 operazioni di polizia. Noi vediamo le statistiche giudiziarie, noi sappiamo che addirittura 1/3 dei detenuti in Italia è dietro le sbarre per reati legati alla legge sugli stupefacenti. È un fenomeno vasto, complesso, che non si sradica se non con scelte politiche di fondo. C'è chi dice legalizziamo, mettiamo nelle mani dello Stato, così togliamo alla criminalità una fonte di reddito e anche soprattutto la gestione delle sostanze, perché c'è da dire, questi sono gente senza scrupoli, ci mette dentro qualsiasi cosa pur di ingrossare il quantitativo, quindi additivi, è rischioso. Comunque, in ogni caso, il problema droga è parte integrante del sistema, della società del nostro millennio. Certo. Non lo sradichiamo se non con scelte politiche di fondo. Non meravigliamoci quindi se io e te, Omar, tra 1 anno e mezzo ci ritroviamo a commentare un'altra maxi operazione, magari stavolta non vengono i droni, useranno i caccia, chi lo sa. Oppure anche nuovi sistemi tecnologici che noi non sappiamo, insomma, che non esatto, conosciamo al momento. esatto. No, ma io guarda, sono perfettamente d'accordo e con me sai che sfondi una porta aperta, no? La sensazione, anche secondo il mio reuma preferito, è che anche lui conferma quello che tu dici, perché chiaramente se qualcosa bisogna fare, no? Prevenire è meglio che curare, diceva una vecchia pubblicità, però dall'altra parte chiaramente o fai le cose seriamente o altrimenti rischi, come hai detto tu, che fra poche settimane, fra 1 mese o fra 1 anno e mezzo, continueremo a parlare dello stesso argomento, continuando a battere il ferro perché è caldo, perché comunque va bene a livello di cronaca per avere un po' di like e via dicendo, ma alla fine non troveremo mai la soluzione. Chiaramente nessuno ha la bacchetta magica, le soluzioni ci sono, chiaramente seguendo la legge e secondo la nostra carta costituzionale. Però la domanda che volevo farti io, la Udine Bene, una volta si parlava della famosa Udine Bene, no? Sì. Ecco, dove sappiamo, chiaramente non è che conosciamo, ma diciamo sappiamo che insomma qualcuno ogni tanto aveva problemi di naso e diciamo così per respirare aria nuova faceva il mentolato. Ecco, la Udine Bene in questo momento come sta operando verso questi nuovi acquisti, verso queste nuove droghe? Ma più che la Udine Bene, io penso ai figli della Udine Bene, e sono quelli che alimentano questo mercato della droga, delle droghe, perché come hai visto anche tu, tra le droghe sequestrate c'era cocaina, eroina e altre sostanze. Questo me l'ha detto, ripeto, il procuratore De Nicolo nell'intervista che gli ho fatto appunto l'anno scorso, quando era ancora procuratore di Udine. Dice, sono i nostri figli, quelli che vanno all'Ostellini, che trovano lì alla salita del castello, devono fare 2 passi e trovano a disposizione un esercito di persone che offrono a buon mercato una sostanza di qualità mediocre, ma quanto basta per sballarsi e fare fare il pomeriggio o la mattinata in marina, eccetera, eccetera. Sono proprio i nostri figli. Sono le persone normali, cosiddette, che purtroppo hanno la tendenza, specialmente cioè per fasce di età, gli adolescenti, hanno la tendenza ad avvicinarsi a sperimentare il brivido della droga per così passare un pomeriggio alternativo. Capire poi il perché, no? Esatto. Soprattutto, ecco, tu avevi accennato anche prima al discorso delle droghe leggere, no? La liberalizzazione delle cosiddette droghe leggere. Certo. Io ti dico no, ma non perché sono contro, per un semplice motivo. Secondo me, rispetto ad altri paesi, manca la cultura, anche sotto questo aspetto. Sì, certo, sono d'accordo che sarebbe in ogni caso prematuro. Io sono di altra opinione rispetto alla tua, però, ecco, ripeto, noi dobbiamo constatare che il contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti ha un bilancio, non dico fallimentare, ma ha un bilancio purtroppo mediocre. La metafora di De Nicolo è quella del mare del cucchiaino.
lui dice noi arriviamo così, come possiamo noi, forze dell'ordine, polizia giudiziaria, svuotare il mare col cucchiaino delle risorse che abbiamo a disposizione? È impossibile, è impossibile. Perché permetti, becchi uno e nel frattempo passano 100. Nel frattempo ce ne sono 10 che prendono il loro posto, quindi non c'è nessun problema. Chiaro. Senti Marco, io ti ringrazio per questo intervento, ti ringrazio ancora per le immagini che mi hai gentilmente inoltrato, e ti auguro buona giornata e ci teniamo in contatto chiaramente. Ma naturalmente, buon lavoro a te Omar e un saluto a tutti i telespettatori. Bene, io saluto anche io i nostri telespettatori, vi diamo appuntamento intorno alle 13 per Linea Diretta Giorno con le notizie di quello che è accaduto in Friuli Venezia Giulia, e anche attenzione nel vicino Veneto, perché c'è un'operazione molto importante da parte della Guardia di Finanza di Padova, ma vi daremo tutti i dettagli alle 13. E per il momento è tutto, Mandi, e alla prossima. Forse, vediamo, eccoci qua, bello così la diretta. Perfetto, ciao Omar! Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Burda, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.